Va in onda Potere al Popolo. È chiaro che va in onda Potere al Popolo. Ancora il buongiorno, Sammy Varin, Radio Libertà. Scaricate la nostra applicazione, lo diciamo, non siamo più in onda sul 252, scaricate l'applicazione o procuratevi una radio DAB, ragazzi miei, è la cosa più semplice, partendo dalla vostra automobile. In tutte le auto recenti c'è la banda DAB della radio. Cliccando su DAB, cercando Radio Libertà, siamo tutti in fila in ordine alfabetico, il nostro segnale arriva in tutta Italia e avremo modo di riparlarne certamente. Intanto, naturalmente, controinformazione targata Radio Libertà, targata Sammy Varin, e in questo momento il collegamento con il Parlamento. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, ben felice di salutare un vecchio amico della nostra radio, ci ha parlato tanti anni, si chiama Igor Iezzi, buongiorno. Ciao Sammy, buongiorno a tutti. Eccolo lì in battaglia, in aula, ti disturbiamo. Siamo in aula oggi, sì. Senti, parliamo del decreto sicurezza, perché c'è un'informazione proprio bassa sul decreto sicurezza, quasi impossibile capire che cosa abbiamo inserito di buono leggendo i soliti quotidiani. Tra le novità nel decreto sicurezza, fortemente voluto dalla Lega, c'è ad esempio il pagamento dell'anticipo delle spese legali, in questo caso per chi effettivamente ha lavorato e a volte si perde anche la vita quando lavori nel campo della polizia, del carabinieri. Il Viminale paga le spese legali dei 2 eroi che hanno assicurato alla giustizia i responsabili dell'omicidio del brigadiere Le Grottaglie. Questa è controinformazione, ma questo è anche ciò che la Lega sta portando avanti, ha portato avanti nel decreto sicurezza tanto vituperato, decreto che è diventato legge, ma pare che qualcuno se lo sia dimenticato, qualcuno lassù avrà pure firmato questo decreto legge. Igor Iezzi. Noi siamo molto orgogliosi di questa cosa del pagamento anticipato delle spese legali, anche perché è frutto di un emendamento che avevo fatto io, ma che rappresentava anni e anni di battaglie della Lega. L'avevamo fatto nel disegno di legge sulla sicurezza, era stato approvato e poi è diventato parte integrante successivamente del decreto. Questa è proprio una nostra battaglia, insieme a quella delle videocamere in dotazione sempre alle agenti delle forze di polizia o anche i vigili del fuoco. Sono battaglie storiche da parte del movimento che sono molto utili per tutti gli agenti che si impegnano per garantirci la sicurezza, anche perché noi vogliamo fargli sapere in questo modo che quando assolvono al loro dovere, che io continuo imperterrito a definire una missione, lo fanno avendo al loro fianco lo Stato e tutte le organizzazioni statali, e questo è importante. Non dobbiamo dare l'idea che li lasciamo soli. Prima erano soli, adesso grazie al decreto sicurezza e alla norma che abbiamo fatto inserire, finalmente avranno un sostegno economico per poter fronteggiare cause di questo tipo, sulle quali dobbiamo intervenire. Questo sarà un secondo passaggio che faremo a breve, il fatto di garantire a un poliziotto di poter agire anche quando rischia la vita, senza dover pensare poi alle conseguenze di un processo che ha delle ricadute pesantissime sulla propria onorabilità e sulla propria carriera. E quindi è questa la notizia, che nonostante il decreto sicurezza che è divenuto legge abbia provocato l'innalzamento del sopracciglio di qualcuno, e la Lega e il centrodestra rilanciano, cioè potenziano ulteriormente questo voler stare vicino alle nostre forze dell'ordine, ma volere anche punire un certo modus vivendi che ormai era diventata una cosa normale nel nostro paese, anzi c'era qualcuno che certi personaggi li proteggeva, li giustificava. Quindi un rilancio importante, Igor Iezzi.
Vabbè, ma noi guardiamo la realtà. Il decreto sicurezza è nato sull'onda, tra le altre, non l'unica, però di una notizia di cronaca che tutti avevamo letto sui giornali, della signora leadership Mamma Borseggio, cioè quella signora ovviamente non italiana che borseggiava nelle stazioni della metropolitana, che era stata arrestata 150 volte per furto, aveva raggiunto 30 anni di condanna, ma non aveva mai scontato uno perché aveva partorito 11 volte, e quindi noi avevamo una legge che obbligava il magistrato a sospendere e rinviare la pena in caso di neomamma o donna incinta. Abbiamo risolto questa situazione proprio come tante altre, potrei fare altri esempi, perché noi abbiamo l'abitudine di guardare la realtà, e siccome la realtà, il lavoro è complicato, la realtà è complicata e complessa in questo mondo, ci sono ancora tante questioni da risolvere, quindi cercheremo di risolvere in un prossimo provvedimento, per esempio la cosa che vi dicevo prima di una sorta di protezione nei confronti degli agenti che fanno il proprio lavoro, che non possono finire indagati per aver compiuto il proprio dovere, e questo lo faremo portandoci dietro anche pezzi di alleanza che oggi sembrano un po' più riottosi nel rimettere mano a determinate questioni, però li convinceremo e lo faremo. Signori, mai sentito Igor Iezzi così democratico? Si scherza naturalmente, però vi sta promettendo belle cose sul fronte sicurezza, nonostante, certo, e noi qui li diciamo apertamente, a volte una piccola differenza di vedute su certi argomenti anche all'interno del centrodestra, ma è bello parlarne e discutere. Poi la famosa quadra, come si dice qua in Bellerio, la troviamo quasi sempre. Igor, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, ciao Sammy, grazie a tutti gli ascoltatori e sempre viva la radio. Qui Parlamento. Yo, hey, c'è chi dorme in un attico a Manhattan e chi sogna un tetto sotto il fuoco a Rafa. C'è chi ha l'acqua in bottiglia firmata e chi fango dentro una tazza spaccata. C'è chi corre in palestra ogni sera e chi non ha gambe per farlo in miniera. La bilancia pesa chili di vanità, mentre altrove pesa fame e realtà. Viviamo tra il sacro e il banale, tra un posto di pace e un'arma letale, tra Dio che divide, l'amore che unisce, tra l'odio che cresce, la voce che tace. Israele e Palestina, la terra che trema, ma lo schermo ci salva, nessun problema. Indifferenti ma sempre umanitari, con l'anima in saldo e i sorrisi precari. C'è chi prega per la pace ogni sera e chi benedice un'altra trincia. C'è chi costruisce ponti di sabbia e chi scava muri nella propria rabbia. La religione è l'alibi della distanza, un velo che copre la nostra ignoranza. Se solo il cuore potesse parlare, il mondo saprebbe come amare. Viviamo tra il sacro e il banale, tra un posto di pace e un'arma letale, tra Dio che divide, l'amore che unisce, tra l'odio che cresce, la voce che tace. Israele e Palestina, la terra che trema, ma lo schermo ci salva, nessun problema. Indifferenti ma sempre umanitari, con l'anima in saldo, i sorrisi precari. Ci indigniamo giusto il tempo di una storia in evidenza, poi torniamo a fottere il mondo con stile e apparenza. Siamo tutti un po' santi, un po' carnefici, predicatori di pace con le mani sporche, giudici del bene, complici del niente, figli di una colpa, c'è chi è sorridente. E quando il silenzio ci chiama per nome, chi ascolterà sono un malaccione. A tutte le perle che abbiamo lei il cuore, la più tubere, la più tubere. E quando il silenzio ci chiama per nome,
Chi ascolterà se ognuno ha ragione? Da tutte le guerre che abbiamo nel cuore, la più crudele è quella che non fa rumore. Si chiama Joselito Galassi, un giovane rapper che ha scritto questa canzone. Me l'ha inviata via mail sammy.varin@radiolibertà.net con semplicemente scritto mi dai un tuo parere. Il parere, Joselito, te l'ho dato trasmettendo questo pezzo. Sono stato a pensarci un attimino. Il pezzo è forte, chiama a raccolta il pensiero di tutti noi, la guerra Israele Gaza, Israele, Hamas, ognuno ha il suo pensiero, ma penso che venga colta un'importanza particolare in questo pezzo. Si intitola L'indifferenza alla guerra. Ci indigniamo giusto il tempo di una storia su Instagram o di una intervista in TV o sul giornale. Ottima meditazione musicale da parte di un artista assolutamente sconosciuto a livello nazionale, che non fa l'imbecille sul palco poi quando c'hai davanti migliaia di persone dicendo cose strane, ma che fa semplicemente pensare. Proprio oggi che si parla di tregua in Medio Oriente. Titola in questo momento il sito di Repubblica: tregua, Hamas cerca garanzie dopo l'annuncio di Trump, ma Israele non si impegna a finire la guerra. Questa è l'apertura del sito di Repubblica. Passando al Corriere, chiaramente c'è più speranza per questa promessa di tregua che questa notte è arrivata da parte del presidente Trump, e chiaramente se Israele ha detto sì alla tregua, si aspetta anche una risposta da parte di Hamas. 11:17, segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E naturalmente grazie a tutti voi che mi scrivete qui al 340-6709-659, il nostro numero di WhatsApp, per segnalare gli eventi targati Lega. Guarda che oggi dopo mezzogiorno, oggi è mercoledì, ritorna È tutto un magna magna. Magari qualcuno non sa di cosa si tratta. È la rubrica di cucina di Sammy Varin. No, io non cucino e non dico ricette, ma vi dico dove poter mangiare bene in questo periodo, partendo magari da qualche evento targato Lega, ma menandovi via poi da tutt'altra parte. Perché? Perché con queste temperature, e anche in versione estiva, perdonatemi, siamo al 2 di luglio, lo sapete, magari un weekendino ce lo siamo pure meritati? Che ne pensate? Appuntamenti da non scordare targati Lega sul territorio. Io parto dalla provincia di Bergamo, chiaramente mi alzo in piedi quando parlo delle feste della Lega in provincia di Bergamo, ricordandovi che dal 17 al 20 luglio c'è la festa della Lega a Pontida in provincia di Bergamo, che non è lo storico evento nazionale che ci sarà invece il 21 settembre. Mi raccomando, da tutta Italia prenotate il pullman che domenica 21 settembre vi porterà alla festa nazionale di Pontida. Lì ci saranno decine di stand da tutta Italia, ci sarà anche lo stand di questa radio, ci sarò io, cucù, con i gadget di Radio Libertà. Chiaramente mi state già richiedendo a più non posso il portachiavi bruciacchiato nel camino di Roberto Calderoli, roba da collezione. Chiaramente l'anno scorso ne abbiamo distribuito qualcuno, ma non ho fatto in tempo a metterli sul tavolo, che non ce n'erano già più. Quest'anno ne produrremo un po' di più. Portachiavi da collezione in legnetto bruciacchiato nel camino di Calderoli, e sul retro ci puoi mettere la firma dei big della Lega che becchi a Pontida. Non ci sarà solo portachiavi bruciacchiato, anche le mutande, perché del resto ci siamo rimasti in mutande da uomo e mutande da donna. Sono richieste anche le mutande trans, lo so, però sai, non è proprio la nostra specialità.
specializzazione. Cominciamo con mutandini da uomo e da donna, con scritto chiaramente Libertà, chiaramente. Poi gli orologi di Radio Libertà, anche questo ce ne sarà a tiratura tiratissima, qualcuno addirittura autografato da tutto lo staff, che siamo in pochi effettivamente, per cui le firme ci staranno tutte quante, ma è roba che vale. E poi le magliette, e poi i cappellini, insomma avete capito che se verrete all'evento nazionale targato Lega il 21 di settembre a Pontida, sul sacro pratone di Pontida, la prima cosa da fare in questi casi è passare dallo stand di Radio Libertà e portarvi a casa qualche ricordino. Certamente nell'attesa, come vi dicevo, dal 17 al 20 luglio, sempre a Pontida e sempre in quella zona, poche decine di metri dal sacro pratone, c'è la festa della Lega, quella locale. Restando in provincia di Bergamo, guarda beh, non posso far finta di niente, ma dal 22 al 31 di agosto il festone è a Bolgare, sempre in provincia di Bergamo, presso il Parco Nocchetto. Il 23 di agosto Algua, centro sportivo di Rigosa. E ancora Verdello, area feste in via Andrioletti, festa della Lega dal 21 al 25 agosto. E infine Palazzago, qui siamo alla Soca Fest, 30 ottobre 2 novembre, area feste di via Annunciata. Naturalmente un grande grazie a tutti gli amici della provincia di Bergamo che si sbattono alla stragrande per queste festone. Non è finita, perché si ragiona di fare una bella festa anche ad Imbersago. Qui siamo della zona più brianzola. Imbersago, area feste, via Resegone, dal 18 al 20 luglio, festa della Brianza Lecchese. Siamo alla 28ª festa, dal 18 al 20 luglio in via Resegone, cucina tipica lombarda ogni sera alle 19:30 e pranzo domenica 20 luglio. Attenzione agli ospiti, venerdì 18 luglio il sottosegretario all'autonomia Regione Lombardia Mauro Piazza. Sabato 19 luglio arriva Luca Toccalini, deputato e coordinatore federale Lega Giovani. E ancora sabato 19 luglio alla festa della Lega di Imbersago, Lecco, in Brianza, e fa anche freschetto da quelle parti, non proprio freddo, però c'è un po' d'arietta. Alle 20:30 di sabato 19 luglio arriva Matteo Salvini. Segnate in calendario, insieme a Alessandra Locatelli, ore 21, signori, un bel festone che non vi aspettate, la Lumbar Fest di Imbersago, che prosegue fino al 20 luglio, quando ci sarà anche il senatore Manfredi Potenti, lo sapete, lo abbiamo sentito l'altro giorno, tra le cariche che ha, è anche responsabile del Dipartimento Nazionale Tutela del Benessere degli Animali, e quindi importante la legge appena uscita che punisce severamente chi maltratta gli animali, ma abbiamo parlato anche del patentino, e purtroppo anche qui l'attualità, avete visto cos'è successo a quei bambini azzannati dal pitbull. È un patentino da portare avanti per chi deve essere anche responsabile di possedere questi cani che possono diventare pericolosi. Un apposito patentino. Sto parlando sempre della Lumbar Fest. Wow, domenica 20 luglio arriva Andrea Crippa, ore 21, alla 28ª festa della Brianza Lecchese, con Silvia Sardone. Crippa Sardone, ragazzi, un duo esplosivo, no, un trio esplosivo, perché c'è anche Massimiliano Romeo, sempre domenica 20 luglio alle ore 21 alla festa della Lega di Imbersago in provincia di Lecco. Penso che non ci sia altro da aggiungere, segnatelo in calendario, perché molti di voi sono a casa, non vanno in vacanza, o chi va in vacanza ci va magari in agosto. Dal 18 al 20 luglio un'occasione bellissima, ogni sera incontri bella gente in una zona stupenda, quindi anche fare un viaggettino da Milano, vado a Imbersago, vedo cose incredibili e magari porto anche i figli o nipoti, perché questa è pure cultura.
Ok? A proposito di un altro tipo di cultura che combattiamo perché ci vuole sottomettere, basta moschee abusive, basta estremismo islamico. Anche qui un appuntamento da non scordare per chi ci ascolta questa volta da Milano, ore 11, 4 luglio. Ci troviamo in via Valsolda 21 a Milano, area parcheggio. Una coppia potentissima dal punto di vista della comunicazione e dal punto di vista politico. Sto parlando delle europarlamentari della Lega, Anna Cisint e Silvia Sardone. Signori, se volete incontrarle entrambe per parlare di queste moschee abusive che adesso si beccano pure il 5 per 1000, ragazzi miei, come associazioni culturali, wow, 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 oltre ad aver beccato i soldi di Conte, sì, quello che se ne ha dati, ragazzi, di soldi a cani e porci. Strano i porci con... Vabbè, lasciamo stare. Fatto sta, signori, che stanno succedendo cose strane nel mondo musulmano. Questi estremisti che minacciano e poi ti fanno avere la proposta di aderire alla religione islamica nella casella delle poste. Presidio contro gli abusi dei centri di preghiera musulmani non autorizzati e i predicatori che diffondono il fondamentalismo islamico. A sostegno anche della popolazione iraniana da decenni vittima del regime islamico degli Ayatollah. Basta moschee abusive, basta estremismo islamico. Ne parliamo con Silvia Sardone e Anna Cisint questo 4 luglio alle ore 11 in via Valsolda 21 a Milano. E direi che è bella potente questa roba. È chiaro che se mi seguite da Roma e oggi dovete andare a ascoltare Claudio Borghi Aquilini, dai, non scherziamo. Se avete parenti e amici a Roma, diteglielo. Oggi il senatore della Lega Claudio Borghi presenta il suo libro 20 anni di sovranismo, dove a Roma, nella sede di Confedilizia, Sala Einaudi, Palazzo Bernini al Corso. Ingresso libero, ma certamente una bellissima occasione questa sera, mercoledì 2 luglio, ore 18:30, incrociare Claudio Borghi, me lo salutate, è nostro ospite ogni martedì su queste frequenze, ma soprattutto vi portate a casa autografato il suo ultimo libro appena uscito, 20 anni di sovranismo dall'euro a Trump. Splendida lettura da portare sotto l'ombrellone e da mostrare al vostro vicino di ombrellone comunista, che magari però su questi argomenti la pensa come noi. Santa polenta, ci vuole pazienza, ma noi ne abbiamo di pazienza e pian piano facciamo la nostra controinformazione. Ci è saltato il canale 252, pazienza, andiamo avanti lo stesso, ragazzi. Grazie anche a voi che andate sul sito radiolibertà.net, cliccate sostienici e poi abbonati e ci date una mano con un piccolo versamento anche di sole 5 euro, nessun problema. Oppure, vecchia maniera, utilizzate il conto corrente postale 37671294. La ricordate questa tiritera? Lo dicevo già ai tempi di Radio Padania Libera. Conto corrente postale 37671294. Siamo sempre noi, quelli di Radio Padania, poi Radio RPL, adesso Radio Libertà. Siamo sempre noi, aggiornati e sempre naturalmente con le pezze al culo per colpa di qualcuno. È minimo, è già, per colpa di chi, dite voi? Per colpa dell'informazione di queste grandi petroliere dell'informazione che cancellano tutti quelli che non la pensano secondo un comune diktat, e qualcuno cerca di cancellarci anche in questo modo. Ma tranquilli, siamo sempre sopravvissuti, sopravviviamo ancora, sappiamo di avere tanti amici in tutta Italia e non soltanto. C'è la pausa, tra pochissimo ci sarà anche un artista indipendente che saluterò e ringrazierò perché è veramente in gamba, ma soprattutto wow, ha una voce che è veramente sta bene a cantare, canta bene e sta bene a cantare. Tra poco su queste frequenze arriva Luca Di Stefano, restate lì.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno. Io questa mattina devo parlarvi anche del nostro GastroFree. GastroFree che cos'è? Un prodotto straordinario, è un integratore alimentare, in azienda ne risponde la Miriam, è un prodotto alla bava di lumaca, è un prodotto che serve e va molto bene, non è un medicinale, non ha controindicazioni, però per tutti coloro che soffrono di reflusso gastroesofageo, gonfiore, bruciore di stomaco, cattiva digestione, pancia gonfia. È alla bava di lumaca, non è che però tu ciucci le lumache, è una formulazione dove è presente la mucopolisaccaride. Allora, è un prodotto che ci sta dando tante soddisfazioni, specialmente chi ha bruciore di stomaco, ripeto, il reflusso gastroesofageo, ma ho mangiato una foglia di insalata e mi sembra di aver mangiato un rinoceronte. Tu prima di un pasto o dopo un pasto prendi un cucchiaino di GastroFree, è straordinario. L'offerta è importante, 3 flaconi a casa tua, 59 euro. Il trasporto non lo pagate stamattina, per le amiche, per gli amici c'è anche un omaggio che non vi dico cos'è, perché quando faccio un regalo mica lo dico prima, cioè che regalo è? Ti regalo cosa? No, non è la lista notte, vi faccio un bellissimo regalo, 59 euro, ma provatelo. Provate GastroFree, un integratore alla bava di lumaca di cui noi siamo distributori unici per tutta l'Italia. Per ordinarlo 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com sezione integratori e secondo me potreste trovare, come migliaia di famiglie in questi anni, un grosso beneficio. Provatelo, chiedete informazioni qui in questa camicia, domandare lecito e rispondere è solo cortesia. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. I always was who you want, and now I'm who I've never thought. 'Cause I never thought that you were wrong. I always left the door unlocked, 'cause I believed that you were all. But I was wrong. And now you are gone. But every time I see your smile, 'cause I know that in your eyes I belong. Oh, I wanna see you, and I know that you wanna do. Oh, I wanna feel you, 'cause we never lived a life broken too. Oh, I wanna see you, and I know that you wanna do. Oh, I wanna feel you, 'cause in life I can go on. And I have lost a lot of friends 'cause of my behavior, and you again. Now I'm alone, all alone, just with your words, with your words. But every time I see your smile, 'cause I know that in your eyes I belong. Oh, I wanna see you, and I know that you wanna do.
'cause we never live the life broken too. Oh, I wanna see you, and I know that you wanna do. Oh, I wanna feel you, 'cause in life you tried too many times to hold me, but everything feels like cold shit. But I know oh, I wanna see you, and I know that you wanna do. Oh, I wanna feel you, 'cause we never live the life we're broken to. Oh, I wanna see you, and I know that you wanna do. Oh, I wanna feel you, 'cause in life I can't go on. Da brividi, signori, questa Broken 2. Abbiamo con noi Luca Di Stefano. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti. Cacchiolina, cacchiolina. Quando ho sentito il tuo pezzo quasi non ci credevo. Ho detto, che cavolo di voce splendida che non ha questo Luca Di Stefano, che sottobosco musicale veramente profumato abbiamo, e molti non lo conoscono perché sentono le solite radio con i soliti 20 che cantano le solite 20 canzoni. Santa polenta, come si dice da queste parti. Luca Di Stefano arriva da Catania, dimmi se sbaglio. Catania? No, sì. In realtà abito in provincia di Catania, abito nel senso, sono nato a Catania, ho abitato in provincia di Catania, ad oggi in realtà abito a Milano, quindi ho cambiato, tra virgolette, vita. In questo momento però mi trovo giù in Sicilia per le vacanze estive. Ottimissimo, e allora approfittiamo naturalmente per salutare chi ci segue dalla Sicilia e soprattutto dalla zona di Catania, zona che ha portato anche tanti artisti importanti nell'empireo musicale. Ma il Luca Di Stefano, che è seguitissimo sui social, io non lo so se devi la tua fama, tra virgolette, in senso positivo, e soprattutto a quella trasmissione, perché tu hai partecipato alla prima edizione di All Together Now e ai tempi li hai veramente lasciati tutti a bocca aperta. Ti ricordi? Ah sì, me lo ricordo benissimo, anche se ormai in realtà sono passati davvero 6 anni, che poi vabbè, per me sembra veramente ieri, perché alla fine sono stati 2 anni completamente di stop, quindi veramente mi sembra che ho fatto questo programma ieri, però è stato sì, magari quello che ha dato il là alla mia carriera artistica, mi ha aiutato, tra virgolette, in tanti modi, sia da un punto di vista personale, per la sicurezza in me stesso, su quello che poteva essere la mia voce, il mio talento, e poi vabbè, da un punto di vista artistico, come ho detto prima, è stato quello che ha dato l'inizio a tutto, e quello che ha fatto credere sia a me quanto ai miei genitori che questa carriera possa essere la mia strada. E non è male questo, hai detto giusto, far credere a noi stessi, ma anche a chi ci circonda, che a volte non è semplice, perché chiaramente... No, non è semplice, perché comunque, vabbè, il mondo artistico è sempre un punto interrogativo nella vita, non è il cosiddetto lavoro sicuro, quindi già farlo accettare a chi ti sta vicino e chi ti vuole veramente bene è un grandissimo passo. Minimo, e poi averli tuoi fan è un qualcosa che ti dà una carica gigantesca e che ti fa capire che probabilmente quel quid c'è veramente. Fatto sì, no, sta... vabbè, poi è anche uno stimolo in più nel fare sempre meglio, nel poter trovare nuovi stimoli e poter renderli anche orgogliosi di quello che può essere poi il percorso. È minimo, d'altronde è un'esigenza di comunicazione, il canto, lo scrivere canzoni che è un qualcosa a volte di fisico. Io lo capisco perché intervisto anche molti artisti alla primissima registrazione e lo dicono Sam, io non è che sono qua per fare successo, lo faccio perché sento di doverlo fare, perché è un modo
modo per esprimersi, è un modo per raccontare cose che a volte con una semplice chiacchierata non si riesce a raccontare. E noi come radio ci piace, visto che siamo la radio della gente comune, e ci piace dare spazio a chi ha ancora voglia di parlare, di raccontare, di dire cose a volte anche scomode, e di È dirle vero. utilizzando la musica. Fatto sta, signori, che Luca Di Stefano, da quel lontano giorno che ha partecipato a All Together Now, poi ne ha fatta di strada frequentando tante belle persone, facendo tante esperienze, arrivando a registrare il primo album. E in questo primo album c'è dentro roba buona, ma non voglio dirlo soltanto io, in questo momento lo stanno dicendo anche i nostri ascoltatori che ti stanno scrivendo al 340 6709 659. Giustamente Flavio mi scrive: che voce, te l'ho detto amica, che voce. Ma vedrete dopo, dopo quando ti saluto voglio trasmettere un pezzo che anche lì mi ha lasciato a bocca aperta. Penso che sia sempre da questo nuovo album, Just the Way You Are. Hai fatto una versione da brividi, Luca. Sì, perché poi anche lì nell'album è un po' tutto basato su quelle che possono essere le mie emozioni. Poi ho voluto inserire queste due cover, che è Just the Way You Are. Io ho fatto la versione, quella che poi è stata resa famosa da Barry White, e anche Let's Get It On, ma perché questi due brani? Perché sono stati i due brani che mi hanno accompagnato, mi hanno formato e, tra virgolette, mi hanno fatto iniziare proprio la mia carriera. Just the Way You Are è stata la prima che ho cantato ad All Together Now, ed è quella che poi mi ha fatto conoscere al grande pubblico, sia italiano quanto internazionale, perché poi da lì sono arrivato anche in America. Ho fatto America's Got Talent e in America ho cantato Let's Get It On, quindi ho voluto rendere omaggio a questi due brani che mi hanno accompagnato per tutta la vita, ed era un po' come congedarli, ma in realtà non li congederò mai, perché sono un po' un pezzo della mia storia che continuerà a vivere con me. Che è un po' anche la nostra storia, che è la storia di tanta gente che è un po' stufa magari delle solite voci, dei soliti modi di cantare. Ecco, qui in questo album, che trovate facilmente sugli store digitali o semplicemente proprio su YouTube scrivendo Luca Di Stefano, voglio essere chiaro: Luca Di Stefano non scimmiotta nessuno e non cerchi di imitare nessuna tendenza, nessuna moda, perché sappiamo entrambi, insomma, ci sono certi artisti che hanno quel modo di cantare per farsi identificare e in una certa tipologia, io non lo so. Mi sembri molto, molto staccato dalla voglia di imitare, di seguire mode particolari. Sbaglio, Luca? No, non sbagli, anzi è una mia prerogativa, più che altro perché non voglio imitare nessuno, voglio che le persone mi conoscano per quello che sono. Poi alla fine, secondo me, se cerchi di imitare qualcuno, alla fine significa che non hai niente da dire. Io credo che nella mia vita ho troppe cose da dire e quindi ho bisogno di essere me stesso, perché poi alla fine credo che al pubblico, e soprattutto il pubblico lo capisce, quando c'è qualcuno che imita o comunque si ha un'unica idea, ecco, facciamo così, un'unica idea di musica, di artista, alla fine arriva sempre lo stesso messaggio, cioè che la musica sta venendo ormai utilizzata soltanto per scopi economici, ma quello ovviamente ci sta, perché poi alla fine l'artista deve vivere. Però secondo me si è perso un po' anche l'utilizzo della musica, si è perso il vero utilizzo della musica, che è quello di regalare emozioni, quello di voler raccontare qualcosa e far capire alle persone che, tra virgolette, non si è da soli, che molto spesso la musica aiuta, ha fatto anche con me, quindi spero che anche le persone che ascoltano poi quello che può essere il mio disco riescono a farsi soprattutto delle domande, perché è quello che poi muove un po' tutto il mondo, e alla fine di darsi delle risposte, che poi vabbè, tutti dobbiamo avere alla fine una risposta, perché se rimaniamo un po' con le domande è un po' un problema. E per fortuna c'è la musica che molto spesso ci fa ascoltare e a volte ci fornisce delle risposte anche indirette molto più profonde di un discorso. Signori, adesso a voi l'ardua sentenza. Provate nuove emozioni, cercate una nuova voce che magari finora non avevate sentito, quella di Luca Di Stefano. Luca, dove ti possiamo trovare
trovare sui social, ribadisco, seguitissimo ad esempio su Instagram, e che cavolo, e dove possiamo scaricare legalmente la tua musica, e magari se bolle qualcosa in pentola per quest'estate, se pensi di fare qualche serata in qualche luogo particolare, dove dai appuntamento a chi ti ha appena scoperto? Allora, in realtà molto semplice, già l'hai detto tu, del fatto di basta cercare il mio nome e cognome, mi trovate, quindi Luca Di Stefano in qualsiasi social, anche Spotify, YouTube, qualsiasi, e la mia musica scaricabile legalmente, perché avere Spotify ormai è un po', oppure anche normalmente su YouTube ci sono anche dei videoclip dei tre singoli, tra cui anche Broken Two. E poi niente, se volete c'è anche il disco fisico, quindi basta andare su il sito di Musica Lavica Records, che è la mia etichetta discografica, che ringrazio anzi, e quindi lì potete trovare il disco fisico, anche se ormai ad oggi probabilmente non si usa più, però è una cosa bellissima anche quello. E per quanto riguarda i live, in realtà stiamo girando un po', io ho anche un impegno abbastanza grande, che è quello della mia laurea in canto pop al Conservatorio di Tchaikovsky della Calabria, di Nocera Terinese, e quindi ora a luglio mi dovrò laureare, quindi se vogliono venirmi a vedere farò un concerto anche lì, e poi vabbè, no, in realtà farò concerti anche qui in Sicilia, ad Aci Castello il 29 agosto, poi un altro a Saline il 28, in Campania andrò il 31 di agosto, il 12 sarò a Matera, quindi un po' ci possiamo vedere in giro per l'Italia, ecco. Ah, però! Allora, prima di tutto gli applausi chiaramente per l'imminente laurea, ma hai visto, molto umilmente ti ha snocciolato le date di una tournée degna di un artista già affermato. Ah, beh, io non parlo più, allora assolutamente sono contento di questa cosa, mi fa molto molto piacere, perché ripeto, quando ci sono delle voci così belle, così importanti, e le occasioni per ascoltare questi personaggi dal vivo sono una manna per chi è stanco delle solite proposte musicali, aggiungo sempre a pagamento sulle solite radio. Luca Di Stefano, è stato un piacere davvero, restiamo in contatto, perché qualcosa mi dice che il tuo nuovo album è una fonte di belle emozioni, e quindi quando uscirà il prossimo singolo me lo mandi e lo inserisco volentierissimo in rotazione. Grazie mille davvero, grazie per questa opportunità, grazie per avermi dato voce nella vostra radio, e spero di veramente sentirci molto presto. Prestissimo, anzi subito. Sentite che fantastica versione di Just the Way You Are. Ciao Luca! Ciao a tutti. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. No, Lord, I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I knew. What will it take till you believe in me the way I believe in you? I said I love you, and that's forever, and this I promise from the heart. I could not love you any better, yeah. I love you just the way you are.
Oh, I don't want clever conversation. I never want to work very hard. No, love, I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way you are. I want you the way you are. Vero? Vero che c'è speranza all'interno della musica indipendente? Beh, è chiaro, questo è veramente un pezzo grosso, nel senso che non è famoso, ma ha veramente una presenza musicale, vocale importante. Si chiama Luca Di Stefano. L'ultimo singolo l'abbiamo sentito prima, Broken Two, e all'interno del nuovo album la cover di Just the Way You Are. Sono le 11.52, Sammy Varin sta per andarsene, ma tornerò. Oggi è mercoledì, ragazzi, torniamo alle vecchie buone abitudini perché è tutto un magna magna. Torniamo a parlare di cose buone da mangiare e dove mangiarle intorno alle 12.10, a pochi minuti, una sveltina, ma dovete essere attenti perché vi darò qualche indirizzo interessante dove poter mangiare cose buone in qualche festa popolare o in qualche evento targato Lega. Intanto omaggiamo il Quotidiano di Sicilia, Quotidiano d'Italia, che ha scelto questo canale per farsi conoscere, e quindi ecco inquadrata la prima pagina del Quotidiano di Sicilia in edicola proprio oggi, mercoledì 2 luglio. Guardia di Finanza, formazione e aggiornamento per affrontare ogni forma di illecito. Un forum esclusivo con protagonista il generale di Corpo d'Armata Antonino Maggiore, comandante interregionale dell'Italia sud-occidentale della Guardia di Finanza, proprio negli studi del Quotidiano di Sicilia. All'interno, dalle province, Palermo, 3 avvisi di mobilità, Comune rafforza il proprio organico, Catania, Polizia Municipale, viabilità, occhi sul viale Kennedy, e poi Taormina, Messina, stazione interrata, lavori ferroviari, il dialogo è aperto. Di spalla, l'editoriale di Carlo Alberto Tregua, i professori devono insegnare il metodo. E chiaramente, signori, vi rimando anche al sito internet del Quotidiano di Sicilia, se ci ascoltate da altre zone d'Italia, ma se avete parenti o amici laggiù, per 50 centesimi è il caso veramente di cercare una nuova controinformazione. Intanto sbirciamo l'ANSA. Trump da Israele ok alla tregua. La risposta di Hamas: pronti, ma serve la fine della guerra. Il tycoon avverte: la situazione peggiorerà. Qatar e Egitto mediano. Oggi sarebbe previsto un incontro al Cairo. Poi il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella: l'Italia è solida, ora serve uno sforzo corale. Sul fine vita, adottato il testo base, parte l'iter in commissione. E poi il problema carceri, parla Alemanno, la politica dorme con l'aria condizionata. Il senatore legge in aula la lettera di Alemanno, un senatore del Partito Democratico, dopo l'appello di Mattarella che aveva detto celle invivibili, fermare i suicidi. Allarmanti gli ultimi dati del rapporto
Antigone. Persiste il caldo africano, in arrivo eventi estremi al nord, tie, naturalmente però abbiamo avuto un po' di timore ieri nella zona del Varesotto, dove un vero e proprio tifone si è abbattuto, per fortuna senza provocare vittime, senza provocare gravi danni. Chiaro che adesso quando si vedono delle nuvole nere, le guardi, sì, da una parte sollievo, arriva un po' di freschetto, ma subito dopo dice speriamo che non provochi problemi. Me ne vado, certo, me ne vado a bere un caffè, grazie a Francesco e a Simone in regia, ma tranquilli, ritorno. Tra 10 minuti, un quarto d'ora, è tutto un magna magna con gli appuntamenti mangerecci da non perdere.